nonostante l'estate, a pochi giorni dal Ferragosto, oggi a Raffadali tu presenti Gente Mia, una pubblicazione importante dove racchiudi un po' la sintesi di un tuo, diciamo, di una tua passione, che sono quella delle foto, Gianfranco. Sì, da ragazzo avevo questa grandissima passione per la fotografia e fotografavo i luoghi che mi piacevano e le persone che in quei luoghi vivevano, cioè i cortili di Agrigento. Mio padre era nel quartiere alto della città che prende il nome dalla Basilica Santa Maria dei Greci, mamma invece era nel quartiere dello Struscio del Viale della Vittoria, quindi due quartieri completamente diversi. E un po' romanticamente sono andato a fotografare i luoghi che mi sembrava fossero di papà e mamma. Ne è nato un libro bellissimo perché poi a distanza di tanti anni sono ritornato a fotografare quelle stesse persone, le ho ritrovate dopo 40 anni dopo, c'era Foggio Pertuso Picciotto e Foggio Pertuso dopo 40 anni, e così quei ragazzini che erano dodicenni, ho trovato uomini cinquantenni. E la cosa meravigliosa è che lo spirito di chi vive nel centro storico è rimasto assolutamente identico, perché se non ci fossero loro ad abitare il centro storico per antonomasia sono luoghi fragilissimi, crollerebbero miseramente. Invece loro si devono occupare, si occupano molto volentieri della ristrutturazione delle loro case, dei loro appartamenti, fanno la pavimentazione, fanno le tubature, mettono i gerani per abbellire i loro balconi. Spesso questi balconi sono barocchi, sono meravigliosi perché si sono stratificati in molti stili. La nostra Sicilia racconta una Sicilia fatta di umanità, di accoglienza, è un editore molto illuminato come Antonio Liotta e un grandissimo amico mio fotografo professionista che è Angelo Pitrone, mi hanno dato il coraggio per fare un libro che devo dire è stato un successo straordinario. Ora spero che piaccia qui anche ai miei amici raffadalesi. Sono molto legato a Raffadali perché una mia nonna era di Raffadali, la mamma di mio padre era una Di Caro, nonna Giovannina Di Caro, quindi sono legatissimo. Infatti oggi sono venuti dei miei cugini in Nocera e quindi è anche una bella rimpatriata con la città di Raffadali e con i raffadalesi. Sono buon amico del vostro sindaco che mi ha promesso che faremo anche uno spettacolo l'anno prossimo. Insomma, sono a vostra disposizione perché ho Raffadali nel cuore. È gente mia questa, la gente mia è la gente d'Italia e di Sicilia soprattutto, per quello che mi riguarda.